C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati. Visitate il parco archeologico della nostra città. Potrete ammirare anche questa testa di Minerva. Poi restate qui che abbiamo il proverbio in dialetto. Grazie. Tra i molteplici reperti rinvenuti alle pendici del Colle Cidneo nel 1828 va menzionata una delle due teste di Minerva, riconducibile all'area del Capitolium e probabilmente parte dell'arredo di culto. La testa ovale doveva far parte di una statua a figura intera, con dimensioni pari al vero, forse copia di un originale greco. I capelli erano trattenuti sulle tempie da una stretta benda e la testa doveva essere completata da un elmo in metallo, attributo della dea. Sul dei vedere aria de fissiro ita porta presta in sepoltiro. Aie. Questo è il proverbio di oggi. Sentiamo che ne sanno i clienti del bar pasticceria da Guido a Borgo Satollo, proprio di fronte alla chiesa. Dove entro? Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Letizia, e col dialetto bresciano come te la cavi? Abbastanza bene, ormai sono qui da talmente tanti anni che capisco il dialetto bresciano, a volte lo parlo anche. Senti questo, non è immediato ma forse ci puoi arrivare. Sul dei veder e aria de fissiro i porta presta in sepoltiro, cioè? Il sole dei vetri e gli spifferi, l'aria che viene fuori dalle finestre non fa bene, ti può ammalare. Ti fa venire un raffreddorino, un'influenzina. Senza proprio la sepolturo, dai. No. Francesco, lei col dialetto naviga, no? Va bene. Abbastanza. È pensionato Francesco? Sono pensionato, anche se mi piace di più parlare lo spagnolo. Ah, e perché le piace di più parlare lo Il figlio che abita a Madrid. Allora ogni tanto ci va a trovarlo, sì. Venerdì prossimo sono là. E sul dei vedere e aria de fissiro i te porta presta in sepoltiro. Abbandoniamo un attimo lo spagnolo, concentriamoci. Il sole che entra dal vetro e l'aria che entra dalle fessure porta presto al cimitero, alla morte. Dio, vabbè, insomma, però, ma secondo lei è vero questo? Cioè che il sole dai vetri? Sì. Per me sì, perché io se sto vicino alla finestra che c'è il sole che entra dal vetro, mi viene il raffreddore. Ecco, vede? Porta alla morte, però mi viene il raffreddore. Da Madrid ci manca. Per cui è una cosa, io lo sento quella cosa lì. È ancora cosa mia. È ancora valido. Grazie Francesco. Prego. Che vorrebbe dire che la luce del sole ai vetri oppure l'aria dei spifferi delle finestre ti porta purtroppo presto al cimitero. Non sarà proprio così. A lei capita, lei l'ha mai sentito questo proverbio? Oppure sta attento al sole dai vetri? Oppure quando va in auto non si importa? O anche in casa, anche se c'è contraria, non se ne fa un problema? Proprio un problema no, perché tutti i finestrini della macchina troviamo si abbassa. Però diciamo che un po' di prudenza per campare tanto è meglio. I nostri nonni o bisnonni dicevano che sul dei veder e aria de fissira ita porta prest en sepultiro. Il sole dai vetri e l'aria dalle fessure, la contraria, ti porta presto alla morte. Vabbè, non esageriamo, però si dice che fa un po' male ricevere il sole dai vetri. Oggi magari fa più male stare vicini all'aria condizionata, ma all'epoca l'aria condizionata non c'era. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Al prossimo appuntamento. Ciao.